Grazie per avermi invitato, grazie per essere venuti. Non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare della pietra Bezoar, che è l'oggetto del mio intervento e dei viaggiatori veneziani in Asia che hanno avuto a che fare con questa pietra, e di un viaggio e parlerò anche di un viaggio che io stesso ho avuto modo di fare sulle tracce di entrambi. Vorrei però prima iniziare con una citazione piuttosto bizzarra, come del resto bizzarra lo è l'intera questione. È una citazione che proviene da uno dei libri che hanno venduto di più in tutta la storia dell'editoria mondiale. Si tratta di Harry Potter. Nella Pietra filosofale, il primo episodio del mago inglese scritto dalla fluente e geniale penna dell'inglese J.K. Rowling, c'è un primo rimando alla questione. Siamo a Hogwarts, la Cambridge immaginaria della magia, alla classe del primo anno del professor Python. Vedendo Harry Potter in prima fila, con l'aria un po' distratta, Python si rivolge al giovane, apprendista mago, con le seguenti parole. Potter, dove guarderesti se ti dicessi di trovarmi una pietra Bezoar? Non lo so, signore. Immagino che tu non abbia neanche aperto un libro prima di venire qui, giusto Potter? Dopo questo momento di Harry Potter, vediamo la questione. Che cos'è questo Bezoar? È una calcificazione naturale sotto forma di calcolo che risiede nello stomaco di una capra. Fa parte dunque del mondo animale. Un calcolo ovviamente è qualcosa che c'è purtroppo anche all'interno degli umani, però la questione è animale. L'animale dal quale proviene, grazie, è l'Ibex Bezoar, un ovino selvatico che vive tra le montagne della Turchia, dell'Iran e del Baluchistan, nell'attuale Pakistan. È una specie di grosso stambecco dalle corna ricurve, come potete vedere da questa immagine. Purtroppo è una specie minacciata dalla caccia grossa in questa regione, che è purtroppo ancora tutt'oggi molto poco regolamentata. La radice del nome Bezoar deriva dal persiano Pad-Zar, che significa antidoto per il veleno. Durante la prima età moderna, gli alchimisti europei dedicarono a questo oggetto di origine animale ampio spazio nei loro trattati. Per quanto riguarda la cura del corpo umano, si riteneva nell'Europa del tempo che potesse scongiurare vari mali, quali i morsi dei cani rabbiosi, la polmonite, la dissenteria, oltre che la peste e i morsi di serpente. Nel frattempo, nelle Wunderkammer si accumulavano varie tipologie di prodotti esotici e curiosi provenienti da tutto il mondo. Il mondo degli animali bizzarri, semi-mitologici, veniva particolarmente apprezzato e nelle teche di vetro delle collezioni di curiosità di mezza Europa il Bezoar incominciava ad acquisire una posizione di preeminenza fra i beni più preziosi che si potessero importare dall'Asia, assieme ad altre meraviglie. Questa è una delle Wunderkammer di Ole Worm, ad altre meraviglie quali il corno del narvalo e il guscio spiraliforme del Nautilus, con le sue sfumature bianche e arancioni, come potete vedere dall'immagine. Siamo nell'epoca in cui l'anatomia, la medicina e la chirurgia in generale muovevano dei passi importanti, come potete vedere da questo dipinto di Rembrandt, ma l'alchimia e le scienze non esatte continuavano a prosperare. Dal 500 al 700 si diffuse la credenza che il Bezoar, prodotto esotico per eccellenza delle favolose e lontane terre asiatiche, se indossato a contatto con il corpo assieme all'oro, potesse scongiurare qualsiasi tipo e forma di avvelenamento. E lo vedete qui montato sull'oro in una delle collezioni degli Asburgo, al Kunsthistorisches Museum. Gli assassini in congiure, con il mezzo dell'arsenico in particolare, erano episodi piuttosto comuni nelle corti degli Asburgo, così come presso i medici o i Borgia. Vi erano dunque all'epoca le congiunture perfette, o forse meglio le congiure perfette, perché questo prodotto potesse diventare un bene di lusso al quale si attribuirono poteri magici. Andiamo però dall'altra parte del mondo, nella Goa portoghese, in India. Uno scienziato di origine ebraica, in fuga dalla Spagna dell'Inquisizione, ignaro che l'Inquisizione cattolica sarebbe arrivata a un certo punto pure in India, giunse in città. Si chiamava Garcia da Horta e fra le pagine del suo trattato, Los Colloquios de Simples Drogas e Causas Medicinas da India, pubblicata nel 1563, l'alchimista sefardita ebbe modo di tessere un vero e proprio elogio delle proprietà del Bezoar. Cito dal suo libro.
La migliore medicina di tutte è composta da 3 grammi di pietra bezoar, che i persiani chiamano pazar. È talmente potente che per miracolo dilata i poteri del cuore. Ho avuto molti pazienti e mi hanno detto che dopo averlo preso, pur non sapendo che cosa fosse, riacquisirono una nuova forza e l'anima fece così ritorno al corpo. Come ben si sa, quando inizia a crescere la domanda, l'offerta diminuisce e le fonti di approvvigionamento incominciano a scarseggiare. I primi falsi bezoar iniziarono a circolare nel mercato con il nome di pietre di Goa. Questo è Garcia da Horta e questo è il trattato di cui parlavo prima. E questi sono i falsi. Le pietre di Goa. Questa pietra veniva concepita in laboratorio e veniva creata con un impasto di polvere di bezoar, ovviamente in pochissima quantità, cera, terracotta, conchiglie rotte, ambra, muschio, resina, residui di cordolo di narvalo e altre pietre preziose e semipreziose in polvere. Il tutto veniva poi pressato, come potete vedere qui, e veniva pressato e creato a forma di sfera e custodito in questi bellissimi supporti d'oro. Ma veniamo dunque alla testimonianza di un veneto operante a Venezia che decide di viaggiare per sfuggire alla routine, vedere il mondo e magari concludere qualche buon affare mercantile, non si sa mai. Questo medico si chiama Angelo Regrenzi ed è un medico della fine del Seicento, originario di Monselice. Regrenzi aveva attraversato tutta la Terra Santa e il Medio Oriente e la Mesopotamia, descrivendo le delizie di Baghdad oggi per sempre perdute e seguendo le rotte carovaniere. È nel sud della Persia, nella provincia di Lar, che sente per la prima volta parlare del bezoar. Leggo dal suo resoconto di viaggio. Si raccolgono qui le cotanto famose pietre bezoardiche dal ventricolo di certi capretti selvatici, generate con l'uso di una certa erba che imita il colore dello zafferano e viene a formare una pietra della grandezza di un'oliva più ristretta e nel colore assai somigliante. Giunta a questo stato, aggrava lo stomaco dell'animale e lo rende infermo e pigro al moto, di che accorgendosene, i cacciatori lo inseguono con la freccia, l'ammazzano e estraendo la pietra lo vendono ai mercanti. Moltissime se ne ritrovano poi tra gli indiani di false, assai assomiglianti alle naturali e si conoscono perché se toccate con un'aguglia infuocata non mandano fuori fumo. Dal 1670 al 1678 un altro viaggiatore d'eccezione, più famoso di Regrenzi, è alla corte dell'imperatore Moghul Aurangzeb a Lahore. Si chiama Niccolò Manucci. Ecco, lo potete vedere in queste 2 immagini, in 2 ritratti miniati. Scappato da Venezia a 14 anni, egli si ritrova ad attraversare tutta la Turchia, l'Anatolia, l'Armenia, la Persia, fino in India, al seguito dell'ambasciatore segreto di Carlo II, Lord Belmont. Con fortune altanelanti finisce da immigrato nel subcontinente indiano alla ricerca di una carriera e di un lavoro e si arruola come artigliere per i Moghul e poi si improvvisa addirittura medico. Lascerà una delle più belle testimonianze di sempre di un europeo in India, la monumentale Storia del Moghol. Leggo adesso dal manoscritto della Marciana alcune sue esperienze da medico. Di subito che giunsi a Lahore, il governatore mi mise nel serai con grandi tappeti. Secondo costumano gli medici forestieri, quando capitano in una città dove non sono conosciuti. Venne un giorno in mia casa una vecchia a dirmi che la moglie del Casi, che è il governatore, era molto inferma, disperata di tutti gli medici persiani ed indiani, pregandomi se volevo farle grazia portarmi in casa della detta per osservarla e vedere se teneva alcun rimedio, avendosi gli medici dichiarato che se alcuno la curassi che avevano da bruciare tutti gli libri. Ho fatto varie interrogazioni sopra l'infermità della tal donna, dopo aver rappresentato l'infermità la più pericolosa di quel che non era. Andavo pensando qualcosa di potersi applicare che potesse essere giovevole. E così le diedi una lieve medicina purgante, continuandogliela per alcuni giorni, sino a tanto che purgò, e dopo, con brodi di pollastri e con polvere di bezoar, cominciai a rinforzarla in tal modo che in pochi giorni restò e si rimise in perfetta salute.
Manucci era diventata alla fine una celebrità nelle corti indiane, come medico abilissimo. In realtà era un bravissimo attore, con una buona dose di scaltrezza e fortuna, che annovera anche il Bezoar insieme ai Salassi come pratiche sconosciute agli indiani, riuscendo ad entrare addirittura a intrufolarsi nell'harem delle principesse Moghul. Un personaggio davvero rocambolesco, dunque. Ed è proprio in India, ad Aurangabad, nel 1669, che Manucci e Legrenzi si incontrano. Si capisce chiaramente che Legrenzi è un vero medico e che Manucci in realtà è un furbone dalla sua stessa testimonianza di Legrenzi. E scrive Legrenzi: alla corte dell'imperatore Aurangzeb di Aurangabad il principe stipendia medici o piuttosto chirurgi europei perché esercitano non solo la fisica ma anche la chirurgia. La fanno con le operazioni le più vili, cioè a dire nella missione del sangue, applicazione di ventose, vescicanti e altre simili. Tra questi signori dunque ebbi l'incontro di ritrovare un nazionale, per nome Niccolò Manucci, signore molto accreditato presso Li Grandi, con uno stipendio dei più floridi, che abbi sentito praticare in queste terre, cioè di 300 rupie al mese. Mi consolai estremamente, sapendo che di raro sogliono qui comparire italiani, e men che meno veneti. Non si può dire quanto fossero gli abbracciamenti, quanto vive le dimostrazioni d'affetto, lunghi i colloqui e le interrogazioni, poiché mancando egli e dalla patria da circa 30 anni, viveva sommamente curioso dello stato dei congiunti e dell'essere della città di Venezia. Che cosa succede quindi? Manucci ben presto, questo è Aurangabad dove si incontrano, ben presto Manucci propone a Legrenzi di entrare a far parte della corte del principe. E come dice la citazione, egli m'assicurava che avrei avuto l'incontro di non ordinarie fortune. Legrenzi, un po' annusando la fregatura, capisce che Manucci è un medico improvvisato, che vorrebbe avere il vicentino con sé a Aurangabad per capire più informazioni possibile e imparare da un vero chirurgo la scienza medica, senza dover continuare, come aveva fatto fino allora, con cordiali e brodi di pollo con Bezoar grattugiato. Alla fine Legrenzi rifiuta la proposta di Manucci, sentendo nostalgia per la propria patria. Manucci ci rimane un po' male, ma i due partiranno assieme in una lunga processione imperiale che vedete qui rappresentata, in una battuta di caccia lungo tutto l'India, e arriveranno ad Agra, nella capitale dei Moghul, attraverso tutto il Deccan e attraverso tutta l'India per migliaia di chilometri. Ad Agra, non lontano dal Taj Mahal, i due medici, uno più serio ma forse più noioso e l'altro più rocambolesco, si saluteranno per sempre. Manucci non tornerà mai nella sua Venezia, dalla quale era scappato a 14 anni. Nel 1717 morirà nella sua tenuta di Pondichéry, lasciando ai posteri un'opera memorabile sugli usi e costumi dell'India con bellissime miniature commissionate ad artisti indiani, che potete vedere qui. Consegnerà la sua opera al Doge tramite vari intermediari fino all'ambasciatore Tiepolo a Parigi. E ancora oggi quest'opera è metà alla Marciana e metà a Parigi, dopo che Napoleone se la portò via nel 1797. Legrenzi ritornerà nella sua amata villa di Monselice e troverà anche lui la sua fama con il pellegrino dell'Asia. Nel XVIII secolo, dopo la morte di entrambi, il Bezoar andrà in declino. La medicina europea uscirà ben presto dalla superstizione e diventa più empirica. Il commercio di falsi o autentici calcoli caprini, così prezioso tra 500 e 600, scomparirà per sempre, lasciando solamente queste effimere testimonianze alle quali si interessano gli storici. Io sono andato sulle tracce di Manucci, dalla Turchia all'India, coprendo più di 10.000 chilometri via terra assieme a una mia amica fotografa Angelica Kaufmann, come potete vedere da questa mappa del nostro itinerario. Siamo stati su un progetto fotografico sulle tracce di Manucci, che è ancora una mostra oggi ed è qua vicino alla galleria La Salizada in Calle delle Botteghe. Ma volevo raccontarvi un'ultima cosa. In una gelida sera di dicembre a Shiraz, in Iran, mentre la mia amica era in albergo, che stava poco bene, decisi di fare un giro da solo e incominciai a vagare intorno al santuario dell'Imam. Entrai presto, preso dal freddo, in una bottega di spezie del bazar, fuori dai circuiti più turistici, e gli chiesi se per caso
questa è la bottega di spezie in questione, e gli chiesi se per caso sapessero che cosa fosse il Bazar, il Bezoar. Loro me lo fecero vedere, ed è questo qui. In giro c'era poca gente, faceva un freddo pungente, gli chiesi che cosa fosse, se avessero idea del Bezoar, e questo è quello che mi hanno fatto vedere. Mi hanno chiesto se volevo comprarlo, ma li ho ringraziati gentilmente e ho rifiutato perché non sapevo dove mettermelo in valigia. Di questo oggetto misterioso non ho ancora trovato le tracce in India, ma la ricerca continua e rivelerà sicuramente altre sorprese. E la mostra, se siete interessati, è aperta fino a mercoledì. Vi mostro qui qualche foto. E questa è la mostra. Se ho ancora mezzo secondo, vorrei però fare l'ultima citazione. Ed è da un bellissimo libro che si chiama L'arte dello speziale di Silvia Gramigna, presso le edizioni del Centro Internazionale della Grafica, che ho trovato tra l'altro oggi per fortuna, e c'è una sezione di ricette che si chiama Acqua di Belzuaro, e leggo e poi ho finito. L'uso di bere l'acqua di Belzuaro era molto diffuso nella Venezia del Settecento. La si poteva bere in varie spezierie la mattina, a digiuno, allo scopo di prolungare la vita. Per ogni bicchiere si pagava una moneta d'argento e per chi prolungava la cura per più di 10 giorni consecutivi c'erano 2 bicchierate gratuite. Particolarmente rinomata per questo antidoto era la spezieria allo Struzzo, al Ponte dei Baretteri. Qui si serviva, pagando uno zecchino, un bicchiere d'acqua dove prima, davanti agli occhi dell'acquirente, era stato immerso per 3 volte un belzoaro orientale sospeso a una catenella d'oro. Grazie.